Open Day oggi all'Istituto Fermi, ecco, quali sono le offerte formative, preside, e perché un ragazzo può iscriversi all'Istituto Fermi con quale prospettive di lavoro? Allora sì, oggi è il primo giorno di Open Day, l'altro sarà giorno 26, domenica prossima. Questo, dicevo, è un momento molto importante per i ragazzi perché dovranno scegliere i loro percorsi di studi nell'istituto superiore. Il nostro è un istituto che è veramente all'avanguardia, intanto è un istituto tecnico, un istituto professionale, come tale offre una marea di indirizzi e tante opportunità, sia per potersi iscriversi in qualsiasi facoltà universitaria, ma sia anche per inserirsi in maniera proficua nell'ambito del lavoro. L'istituto professionale conta ben 4 indirizzi che sono l'ottico, l'odontotecnico, i servizi sociosanitari e anche la manutenzione, mentre invece per quanto riguarda l'istituto tecnico ha 5 indirizzi, tra cui il chimico, la meccanica e la meccatronica, ha inoltre l'elettrico e l'elettronico e la moda e anche l'informatica. Quindi sono tutti indirizzi che sono all'avanguardia e che permettono ai nostri ragazzi, una volta completato il percorso di studi, di poter lavorare in maniera immediata quasi. Il nostro istituto conta di 3 sedi, non soltanto questa di Aragona, ma ci sono altre 2 sedi che sono una a Favara e un'altra a Racalmuto. Inoltre dobbiamo dire che abbiamo anche un corso serale che permette agli adulti di rimettersi in gioco e quindi di poter conseguire un diploma. I ragazzi possono sicuramente trovare nell'ambito di questi 8 indirizzi l'indirizzo che è più confacente alle loro esigenze, anche perché il nostro istituto, oltre a fornire ai ragazzi le competenze adeguate per poter lavorare e proseguire gli studi, dà anche la possibilità di potersi completare dal punto di vista sia umano anche attraverso una molteplicità di attività extracurriculari che noi svolgiamo durante il corso dell'anno. I ragazzi svolgono, oltre che le lezioni, anche partecipano a progetti tipo il teatro, la musica e inoltre hanno la possibilità anche di svolgere un'attività relativa all'ex alternanza scuola-lavoro, cioè i percorsi per le competenze trasversali, e quindi per veramente provare e toccare con mano quali sono le attività sia in Italia che all'estero di alternanza scuola-lavoro. Ecco, vediamo alle sue spalle una scritta Campus Game, cosa vuol dire? Allora, la nostra scuola ha siglato un protocollo d'intesa con la CAME di Treviso. La CAME è una multinazionale che lavora nel mondo dell'automazione. Ebbene, già da un paio d'anni alcuni dei nostri ragazzi vanno in azienda a fare alternanza scuola-lavoro. Quindi è un'ottima scelta, potrebbe essere propedeutica anche un inserimento nel mondo del lavoro. Assolutamente sì, tra l'altro la Camera rappresenta un'eccellenza nel mondo dell'automazione e della domotica. Siamo una scuola all'avanguardia dove si fa attività prettamente tecnica e professionale, dove i ragazzi imparano a fare qualcosa, dove i ragazzi studiano approfonditamente le materie tecniche e dove di sicuro c'è la possibilità di poter avviarsi al mondo del lavoro e dare anche la possibilità di accedere a qualsiasi percorso universitario. Nello specifico volevo mettere in evidenza i nostri percorsi riguardanti l'informatica e telecomunicazione, dove ad esempio proprio in questi giorni abbiamo avuto notizia che 2 nostri ragazzi sono stati selezionati per partecipare alla fase regionale per le Olimpiadi italiane di informatica. Su 18.000 iscritti a livello nazionale sono stati selezionati 1.700 e 2 del percorso di informatica e telecomunicazioni del nostro istituto. Perché consigli di scegliere il Fermi? Perché è una scuola per il futuro sia nel mondo dell'università che nel mondo del lavoro e tutti i settori danno un ampio sviluppo. Tu quale hai scelto? L'ottico. Pensi che l'ottico sia un'ottima scelta? Sì, perché ormai tutti portano gli occhiali anche sia da sole che anche da vista. Perché la nostra scuola ci dà una preparazione completa dal punto di vista didattico con i numerosi progetti curriculari ed extracurriculari. Io quest'anno ho partecipato a diverse attività culturali e al laboratorio teatrale che ci ha permesso di farci conoscere meglio e di esprimere la nostra creatività.